sentirli anche via radio, vedremo innanzitutto e sentiremo il motore salire. Macchina fotografica in mano, tutti a sinistra, pronti per la prova dei fumi. Via! Che bello! Ci stiamo avvicinando al momento clou, al momento in cui tutti i piloti lasceranno la pista di rivolto in volo, potranno eseguire le loro manovre acrobatiche, 9 velivoli più 1, il solista, 10, formazione acrobatica più numerosa al mondo, in questo momento ha eseguito il test dell'impianto dei fumi, il test del motore, tutto è a posto, il capo formazione comunica con il proprio comandante, chiede a lui l'autorizzazione per potersi muovere sulla pista e noi prepariamoci alla fase di decollo. Giusto per vostra informazione, l'ultimo dato meteo che hanno appena chiesto, stiamo parlando di una temperatura di circa 20 gradi qui sull'aeroporto di Rivolto, una velocità del vento che viene tutta dalla nostra destra, leggermente alle spalle, che è di circa 20 km orari. In questo modo i piloti potranno decollare dalla vostra sinistra verso destra, quindi dalla direzione della cittadina di Codroipo, puntando direttamente tutto a destra dove c'è la città di Udine ed eseguire la fase di decollo. Sentite via radio le comunicazioni. Queste sono le due comunicazioni dei due leader in movimento, adesso le frecce tricolori, 50ª stagione in accelerazione, tutti e 10 gli aeroplani, si arriva a una velocità di 220 km orari più o meno di fronte alla linea del pubblico, cioè di fronte a voi. Macchina fotografica in mano, state per fare lo scatto dell'inizio della 50ª stagione in aria, il leader, ora! Guarda, ecco, ascoltate le comunicazioni di una delle fasi più complesse del volo delle frecce tricolori. Che distante fa di più di solito, una roba, guarda. Parola che precisa. E il suo capo formazione in modo da raggiungerlo rallentando esattamente dietro di lui e potersi posizionare nella formazione a doppio cuneo che vedete arrivare tutto dalla foto che potete fare ai 10 caschi bianchi dei piloti delle frecce tricolori, quindi zoomate tutto sulla formazione, preparatevi, aspettate, non scattate ancora, aspettate, pronti per la foto, ora! Di circa 5 anni, poi si ritorna al proprio reparto di appartenenza, ovviamente servono delle posizioni e dell'esperienza avanzata che vedete, quindi passati questi 5 anni di permanenza al gruppo, lui viene scelto, in questo caso Jens Langen viene scelto per fare il capo formazione, dare il via ai fumi verdi, bianco e rosso e iniziare ora con la pattuglia acrobatica. 140 km orari su verso i 1500 metri di quota, più o meno la quota delle montagne che nascoste dalla foschia vedete di fronte a voi. Loro vi guardano in questo istante in volo rovescio, ogni pilota ha la testa girata verso il proprio gregario, verso il proprio velivolo, verso il velivolo più vicino, non ci sono strumenti
poi, come è nelle migliori tradizioni di tutti i solisti, una virata strettissima alle massime accelerazioni che allontana di corsa il numero 10 di questa formazione. Per esempio scegliete quello centrale, quello del numero 6, e volate all'interno della botte delle frecce tricolori. Questo è il tonno in formazione a diamante che porta adesso i piloti a raggiungere i 750 metri sopra le vostre teste, velocità intorno ai 500 km orari, e tutta la formazione che, come potete vedere, ruota nel cielo lentamente e si riporta in allontanamento con le ali parallele alla linea dell'orizzonte. Sopra il comando del secondo stormo che condivide con noi la base di rivolto, loro sono alla vostra sinistra il solista, fondata bianca, tutto alla vostra destra. Ve lo rovescio per voi in questo istante, aspettatelo al centro, aspettate un attimo e poi preparatevi al tonno. Adesso cattate in atto la formazione principale, 9 velivoli gregari più esterni, il numero 7 e il numero 8 si stanno allontanando dal resto del gruppo, si spostano alle spalle del velivolo numero 9. Da questo momento inizia. Siamo un finito di motore, e così, colorati, via, 325 per 90. E via, onda, via. Raggiungere il proprio gruppo. Per fare questo sfrutta la forza di gravità, lo vedete, più in alto rispetto al capo formazione, maggiore quota ma di recupero, e quindi la possibilità di raggiungere prima il proprio leader, perché il solista non ci lascia un attimo di respiro. Se la formazione a destra, lui arriva dalla vostra sinistra, prima lo abbiamo visto ruotare una sola volta sulla pista, queste sono 5, 1 al centro, e 5 in fase finale, nella zona finale della pista di rivolto, poi stretto di nuovo a sinistra, guardate come stringe la virata alla vostra destra, lui va verso sinistra, si allontana, sale verso l'alto, lascia lo spazio. Per poter essere primi in ogni campo serve e questo ingrediente ve lo stiamo disegnando nel cielo, lo riuscite a riconoscere probabilmente adesso. Questo è il cuore delle frecce tricolori, il simbolo della passione, il cuore che si disegna nel cielo di rivolto ora, e tutto alla vostra destra arriva il solista della pattuglia, sottolinea il cuore perché non ci vuole solo la passione, ci vuole anche l'estro, la fantasia che lui sta a rappresentare con questo